Sbaglia chi lo crede. Il partito dell'UDC continua a movimentare la politica siciliana. Dopo le dimissioni dell'assessore Piraino dalla giunta di governo, adesso l'Unione di Centro volta definitivamente le spalle al Lombardo e ufficializza il passaggio all'opposizione. E non solo, l'UDC cambia anche denominazione all'Assemblea regionale siciliana. Il gruppo parlamentare si chiamerà Unione di Centro per il Terzo Polo, così come annuncia alla stampa il capogruppo del partito all'Ars Giulia Adamo. È stato il senatore Giampiero D'Alia ad annunciare al Lombardo durante un incontro a Palermo il dietrofront dell'UDC ed il mancato appoggio al governo regionale. D'Alia afferma: andiamo all'opposizione perché non sono state rimosse le cause che hanno portato il 27 dicembre scorso l'UDC siciliano a uscire dal governo regionale. Raffaele Lombardo, dopo aver incassato il colpo, sul suo blog commenta la presa di posizione UDC e ribadisce che aveva offerto la possibilità di potenziare la presenza in giunta dell'UDC già settimane fa e che le ragioni sono altre ed è inutile stare a parlare e perdere tempo. Anche il coordinatore regionale di Futuro e Libertà, Carmelo Briguglio, commenta la decisione dell'UDC di passare all'opposizione e conferma di aver fatto di tutto affinché si creassero le condizioni per un rientro dell'UDC nel governo della Sicilia. Briguglio sottolinea la compattezza degli altri partiti a sostegno del presidente della regione Lombardo per la risoluzione delle emergenze in Sicilia e conclude dichiarando che il FLI si impegnerà affinché la posizione dell'UDC in futuro possa essere recuperata nell'esecutivo regionale e nella prospettiva del governo di Palermo.